Buongiorno e benvenuti a Focus TG. 10.000 persone hanno partecipato a Schio alla fiaccolata in ricordo di Don Francesco Andreoli e il giovane Alberto Fioretto, entrambi deceduti in un drammatico incidente stradale. Una comunità in lutto che si è stretta al dolore delle famiglie con candele e un corteo commosso e silenzioso. Candele, silenzio, un fiume di 10.000 persone che ha popolato le strade di Schio snodandosi lungo le vie del centro. È stata tutta la comunità a fermarsi per un momento di cordoglio dopo la morte di Don Francesco Andreoli e del giovane animatore Alberto Fioretto proprio nel giorno del santo patrono. Un lutto che da giovedì ha investito la città portando all'annullamento di tutti gli eventi legati alla festa patronale. Tutta la comunità scledense ha voluto esserci in quel cammino silenzioso segnato da lacrime, ricordo, vicinanza, stringendosi attorno alle famiglie e all'oratorio salesiano. È stato un momento davvero di raccoglimento per tutta la città. Alla fiaccolata hanno partecipato migliaia di persone, migliaia di cittadini ed è stato un momento importante proprio per star vicino tra di noi, star vicino alle famiglie. Io volevo ringraziare tutti i cittadini di Schio perché quando serve Schio c'è. Quando serve i cittadini di Schio sono a esprimere una grande solidarietà in un silenzio assoluto, un silenzio che ha permeato tutta la nostra città in questi giorni, ma un silenzio importante, vero, autentico, che ha espresso i più grandi sentimenti di vicinanza, di solidarietà, di fratellanza. Un fiume di persone preceduto da una frase di Don Bosco: uno solo è il mio desiderio, vedervi felici nel tempo e per l'eternità. Una partecipazione più numerosa del previsto, così come quella attesa per il funerale congiunto di Alberto e Don Francesco, la cui data più probabile è venerdì nel tardo pomeriggio al Pala Romare. Schio ha dato una straordinaria dimostrazione di umanità. Migliaia di persone hanno scelto il silenzio come linguaggio della vicinanza, trasformando la festa del patrono in un grande abbraccio collettivo per le famiglie di Alberto e Don Francesco. Questa è l'immagine più autentica della nostra comunità. Parliamo anche di un'altra giovane vittima della strada nel Vicentino. Filippo Cortivo, il quindicenne di Vallione, investito ed ucciso in sella al suo scooter centrato da un'auto ad Orgiano. Il padre Flavio denuncia: quell'incrocio è pericoloso, va messo in sicurezza. A me personalmente dal 10 giugno è cambiata la vita totalmente. Cerco di avere una forza interiore che è quella che mi dà mio figlio per continuare, visto la sua passione. Abbiamo fatto tutto, avete visto anche sui TG, notizie, filmati, quindi non so neanche io dove trovo tutta questa forza, però è una cosa che è dentro di me e io farò tutto per difendere e per onorare mio figlio, perché lui si è trovato qui in questo punto nel momento sbagliato. È l'incrocio tra via Perara e via Camuzzana ad Orgiano, il luogo dove il 10 giugno scorso ha trovato la morte Filippo Cortivo, il quindicenne promessa del karting veneto. Il giovane verso le 13 viaggiava in sella al suo scooter quando è stato centrato in pieno da una Fiat Panda che procedeva dritto e pare a forte velocità e non avrebbe fatto in tempo a frenare, lanciando il corpo del ragazzo ad una ventina di metri più avanti. Il conducente ora è accusato di omicidio stradale. Io l'ho fatta anche personalmente questa strada, ho provato a mettermi nei panni di mio figlio e anche di altri e vi posso garantire che se questa strada fosse stata messa un po' in sicurezza con un dosso, un limite di velocità o anche una rotonda al limite, questo incidente così grave non sarebbe successo. Ecco perché ora il padre Flavio, mentre riecheggia ancora il clamore dell'evento e la partecipazione di migliaia di persone al funerale di Filippo al campo sportivo di Valliona, ha deciso che la morte di suo figlio diventi un monito affinché non succeda mai più un evento simile. Questo messaggio lo voglio fare a tutti coloro, le autorità, che devono intervenire prima possibile, perché qui se non si prende provvedimenti il prima possibile può succedere qualche altro disastro. Questo sono convinto, io dico da papà che ho perso mio figlio e avrei voluto tanto che non succedesse, purtroppo è successo, però non deve più ripetersi. Ecco, questo è un messaggio molto importante che rivolgo a chi di competenza. Ha perso il controllo della sua moto ed è finito fuori strada lungo la 28 nel territorio del comune di Azzano Decimo. Un turista polacco di 54 anni è morto in ospedale, si ipotizza un malore alla guida.
Si schianta con la moto e perde la vita a soli 54 anni. È questo il drammatico bilancio dell'incidente autonomo avvenuto nelle scorse ore sull'autostrada A28. La tragedia si è consumata al chilometro 13 nel tratto compreso tra Cimpello e Azzano Decimo in direzione Conegliano. L'uomo di origine polacca stava viaggiando insieme a un gruppo di connazionali in sella alla sua Harley Davidson quando all'improvviso ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. I compagni che hanno assistito alla scena hanno lanciato immediatamente l'allarme ai soccorritori. Dei primi rilievi effettuati dagli agenti della polizia stradale non risulterebbero coinvolti altri veicoli nell'incidente. Tra le ipotesi più accreditate c'è infatti quella di un malore improvviso che potrebbe aver colto il Centauro mentre si trovava alla guida. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, ma a nulla sono valsi i tentativi di salvataggio. L'uomo si è spento all'arrivo all'ospedale di Pordenone a causa delle gravi ferite riportate dal violento impatto. Sul posto era stato assistito anche dall'equipe dell'elisoccorso regionale, ma la gravità delle sue condizioni non aveva consentito il trasporto al nosocomio in volo. Le operazioni di soccorso e i successivi rilievi per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia hanno provocato inevitabili rallentamenti alla circolazione stradale lungo il tratto interessato. E un'altra tragedia sulla strada si è consumata sulla regionale Feltrina. In uno schianto frontale tra un camion e un'automobile il conducente dell'auto è deceduto. Inutili soccorsi arrivati anche con l'elicottero dall'ospedale Cafoncello di Treviso. La vittima, Mario Gozzer, 76 anni, era di Cinisello Balsamo. Il frontale è avvenuto tra le frazioni di Santa Maria e Quero, in comune di Setteville, e per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul luogo, oltre ai sanitari, la polizia stradale e i vigili del fuoco. In corso di accertamento le cause del sinistro. Ed ora ci trasferiamo a Vicenza, dove il Comune intende avviare un progetto di sostegno e recupero per adolescenti difficili in una scuola primaria del quartiere San Giuseppe. Le mamme però sono contrarie. In municipio hanno consegnato una petizione per trovare luoghi alternativi. Sul posto per noi c'è Daniele Garbin con Simone Squarcina. Buongiorno Daniele. Filippo, buongiorno ai telespettatori. Confermo proprio questa petizione di cui ha accennato in questo momento è nelle mani del capogruppo Fratelli d'Italia Nicola Naclerio, che tra poco si accingerà, lo facciamo vedere, insomma, ecco, un momento proprio in cui un po' tutte le forze politiche dell'arco di opposizione qui nel Consiglio Comunale di Vicenza si sono fatte portavoce, espressione dei cittadini del quartiere San Giuseppe e soprattutto del Comitato delle Mamme e dei genitori della scuola di Giovanni XXIII, il posto dove insomma, a breve dovrebbe partire il cantiere di questo progetto nazionale di TIN finanziato con i fondi del PNRR, insomma anche un progetto meritorio che ha molti punti a suo favore. Il problema è che è la scelta da parte dell'amministrazione comunale di realizzarlo all'interno di questa scuola primaria che insomma trova l'opposizione non solo dei genitori ma anche il contesto sociale. Ecco, partiamo subito, Nicolò Naclerio. Che cos'è questo documento, quante firme e soprattutto che succede adesso? Allora, una cosa che noi ci teniamo a ribadire è che siamo a favore del progetto, perché aiutare i giovani in difficoltà, questo progetto voluto dall'Europa e finanziato anche dal Ministero, ovviamente trova il nostro appoggio. Noi contestiamo il metodo che ha utilizzato questa amministrazione, che è quello di calare dall'alto un progetto a scuola ormai praticamente finita, una scuola che l'anno prossimo avrà 2 classi in più, quindi 100 bambini, e calare dall'alto, ripeto, questi progetti, per quanto la loro bontà non è nel nostro avviso è inaccettabile. Partecipazione vuol dire coinvolgere residenti, famiglie, genitori, insegnanti e cittadini del quartiere. Quello... Vai. No, ecco, semplicemente lasciavo la parola anche a Stefano Tarangelo che diceva è un quartiere difficile oltretutto perché questo progetto, soprattutto per la presenza di che cose nei dintorni delle scuole. Il quartiere è un quartiere problematico, noto da tempo, abbiamo più volte sottolineato le criticità di quell'ambiente, di quel contesto sia sociale che urbano, dove spaccio e tossicodipendenza sembrano rimanere e anzi ampliarsi nella loro struttura locale. Collocare un progetto così importante già all'interno di un ambito urbano che presenta delle difficoltà ci sembra non corretto. Di ridurre lo scontro, il confronto politico sul tema del progetto è fuorviante, non è questo il tema.
È questa bassa politica, non la nostra proposta. La nostra proposta tende a trovare una collocazione diversa per un progetto strutturato e valido, la cui bontà nessuno discute, che verrebbe pensato e collocato all'interno di un contesto scolastico che investe una fascia della popolazione che ha altre problematiche rispetto a quella adolescenziale. Si parla molto di progetti partecipati, di bilancio partecipativo, di coinvolgimento della popolazione, ma ci sembra che poi nei fatti tutti questi aspetti, al di là delle parole, vengano sistematicamente traditi, calando dall'alto senza nessuna discussione preventiva una destinazione d'uso e una fruizione che penalizza la scuola e il quartiere. Una nota importante: l'assessore all'istruzione, che è l'assessore competente per questa tematica, è il grande assente. Ci interroghiamo e ci domandiamo il perché. Ecco, proprio su queste questioni, tra poco entrerà e consegnerà questo Nicolò Naclerio. Alcuni posti alternativi erano stati anche identificati, non c'è mai stato un confronto e quindi è questo un po' il problema, non riuscire a partecipare, far partecipare alla politica locale, alle scelte. Ecco, che cosa fare, cosa succederà adesso? Più che un confronto pensiamo che ci sia stato uno scontro tra assessori, perché erano stati individuati due sedi alternative che poi alla fine hanno dirottato in fretta e furia, calando dall'alto questo progetto a San Giuseppe. Qui abbiamo più di 200 firme raccolte che protocolliamo qui in comune, che chiede sostanzialmente all'amministrazione di rivedere la location del progetto. Noi avremo un consiglio, abbiamo richiesto un consiglio comunale dove dibatteremo di questa decisione e dove ci confronteremo comunque con l'amministrazione. I genitori e i cittadini, ripeto, più di 200 firme, devono essere ascoltati. Ecco, allora direi che per il momento è tutto, lasciamo andare il consigliere a consegnare la petizione, anche ringraziamo Stefano Tarangelo. Grazie a voi. Buongiorno. Da Vicenza è tutto, allora per il momento è tutto, a voi la linea. Grazie a Daniele Garbini, in collegamento in diretta da Vicenza con la collaborazione tecnica di Simone Squarcina. E da Vicenza noi ci spostiamo a Padova perché un comando armato è entrato in azione nella notte di ieri in piazza Dalla Vecchia all'Arcella. Un 25enne è rimasto ferito durante un'aggressione con coltelli e pistole. Gli investigatori seguono la pista di un regolamento di conti legata allo spaccio. Marta Zatta. Sembrerebbe esserci un regolamento di conti per la gestione della piazza dello spaccio. Il motivo alla base della violenta aggressione è avvenuta la scorsa notte proprio qui in piazza della Vecchia nel quartiere Arcella a Padova. I residenti della zona sono stati svegliati di soprassalto nel cuore della notte, era circa l'1 di notte, quando hanno sentito rumori di spari e urla provenire proprio dalla piazza. Subito hanno dato l'allarme al 113, sul posto sono arrivate 3 pattuglie, però a quel momento i malviventi erano già scappati. A terra solo un giovane di 25 anni di origine nordafricana rimasto ferito con un'arma da taglio. È stato soccorso sul posto, l'uomo era già conosciuto alle forze dell'ordine per precedenti di spaccio e per reati contro la persona. Lo dicevamo, alla base l'ipotesi è quella di un regolamento di conti. Le forze dell'ordine ora sono sulle tracce dei malviventi che sono scappati dal luogo del fatto. I residenti sono preoccupati, non si sentono al sicuro. Ecco quello che ci hanno detto. Questa piazza c'è un brutto giro, lo ammetto, perché io esco spesso anche di sera col cane, appunto esco col cane, da sola non mi fido di uscire di casa. È sempre stato così? E negli ultimi anni è un po' peggiorata la situazione. Ci sono anche molti spacciatori. Le forze dell'ordine passano molto spesso, si fermano, controllano, però non è sufficiente. Lei non si sente quindi al sicuro? No. Ci sono stati dei periodi peggiori in cui, uscendo anche con il cane la sera, c'erano numerose persone poco raccomandabili. Ultimamente sembrava un po' più tranquillo. A me onestamente hanno sfondato i vetri della macchina un mese fa, ricoverata all'interno del parcheggio, per cui lascio a voi le considerazioni. Uno si sente sicuro, però poi magari effettivamente non lo è. No, non ci sono abbastanza controlli, no, hanno messo anche le telecamere, ma no, passa qualche pattuglia ogni tanto, ma niente di che. Quindi lei non si sente al sicuro? No, i miei figli escono ma sempre allerta e cercate di tornare a casa sempre in compagnia, perché non si sa mai.
Neanche alla sera lei non esce? No, io no. No, sempre accompagnata, sì, certo, se bisogna poi. Da quanti anni vive qui? Da 20 anni. Ed è cambiata in questi 20 anni la situazione? Sì, in peggio. C'è di tutto e di più. Urla, sbraiti, schiamazzi. Sappiamo il problema di questa piazza che purtroppo si fermano un po' di balordi. Lei da quanti anni vive qui? So 40 anni, sì. Ed è cambiata in questi anni? 40 anni fa adesso senz'altro in peggio. In peggio. Ma perché dice in peggio? Perché troppe culture messe insieme e concentrate più che altro non fanno bene. Allora ci colleghiamo in diretta con Mussolente in provincia di Vicenza con Vanessa Banzato per un drammatico incidente che ha coinvolto un 53enne di Casoni mentre stava tagliando l'erba. Vanessa, cosa è successo? Buongiorno a te Filippo e a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Siamo tornati anche oggi a Casoni di Mussolente per un fatto completamente diverso da quello di cui ci siamo occupati ieri, ovvero la raffica di furti che aveva messo in ginocchio un'intera via. Questa volta è un 53enne, come hai detto poco fa anche tu, che vive proprio a Casoni. Lui stava tagliando una siepe utilizzando un decespugliatore quando, per cause ancora da capire, una lama sarebbe partita. La lama è partita e ha colpito l'uomo alle gambe, ha iniziato a urlare, era a casa da solo, fortunatamente i vicini sono stati allertati dalle urla, sono subito intervenuti, hanno avvertito il 118, i sanitari sono arrivati sul posto e sono riusciti appunto a dare le prime cure. È stato necessario portarlo nell'ospedale di Vicenza, al San Bortolo, perché le condizioni sembravano davvero serie, soprattutto per la gamba destra. In realtà fino a pochissimi minuti fa si era capito che era stata amputata parzialmente la gamba, nello specifico il piede della gamba destra. In realtà l'uomo è stato sottoposto, abbiamo saputo pochissimo fa che è stato sottoposto a un intervento chirurgico immediatamente e pare proprio che i medici siano riusciti a salvargli la gamba, che riporta ferite molto serie, così come ferite gravissime riporta l'altro arto inferiore. Direi che è stato fondamentale l'intervento dei vicini di casa, perché davvero le conseguenze, se non fossero intervenuti subito e se non avessero allertato subito i sanitari del SUEM, potevano essere davvero molto più serie per il 53enne. E torna alla ribalta ancora una volta, purtroppo sappiamo, Filippo, ne abbiamo parlato nei telegiornali che riguardano tutta la nostra regione e non solo, quanti siano, soprattutto negli ultimi tempi, gli incidenti che capitano proprio utilizzando attrezzi agricoli, che sia il trattorino tagliaerba, che sia in questo caso specifico un decespugliatore, e arriva allora proprio questo grido d'allarme dagli organi competenti che invita le persone a prestare sempre più attenzione quando si fanno questi lavori che possono sembrare quotidiani, semplici. In realtà possono nascondere insidie, perché possono accadere incidenti come quello che si è verificato nel pomeriggio di ieri qui a Casoni di Mussolente. Per il momento, Filippo, è tutto, ti ricedo la linea. Grazie Vanessa Banzato, in collegamento da Mussolente con la collaborazione tecnica di Federico Cibotto. A Belluno aveva bombe della Seconda Guerra Mondiale ancora efficienti. Il sequestro è stato effettuato dai carabinieri, che hanno messo al sicuro tutte le case del vicinato che sarebbero potute essere coinvolte in caso di esplosione. Armi, esplosivi e droga. Il nucleo operativo radiomobile ha portato a termine una vasta operazione conclusasi con un arresto in flagranza di reato, una denuncia in stato di libertà e sequestri di eccezionale rilevanza. All'interno di un'abitazione i carabinieri hanno rinvenuto un illecito deposito di reperti bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, bombe a mano, granate, spolette e altri ordigni risultati essere ancora caricati con esplosivo ad alto potenziale. Nel garage della casa, invece, occultati all'interno di 2 grossi scatoloni, sono stati sequestrati 2 kg di marijuana già essiccata.
Le indagini hanno permesso di raccogliere ulteriori elementi, orientando una seconda perquisizione, questa volta presso il domicilio di un altro individuo. All'interno della seconda abitazione i militari hanno rinvenuto e sequestrato una granata di tipo shrapnel, 4 pugnali e una baionetta illecitamente detenuti. Stante la flagranza per i reati ascritti in materia di armi esplosive e stupefacenti, il primo soggetto ispezionato è stato dichiarato in arresto e, su disposizione del pubblico ministero di turno, l'uomo è stato associato alla casa circondariale di Belluno. Il secondo è stato deferito in stato di libertà. Da Belluno andiamo a Venezia, dove rimane alto l'allarme per le borseggiatrici e i borseggiatori che, come sapete, sono attivi a Venezia città, tanto che c'è stato addirittura un negozio chiuso per un'aggressione in questo senso. Ma per tutti i dettagli noi ci colleghiamo in diretta con Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno Filippo, buongiorno ai nostri telespettatori. Non avevamo mai visto, non si era mai arrivati a tanto, addirittura a chiudere un negozio per aggressione. Come vedete è scritto in questo cartello che è stato affisso nelle vetrine del negozio, la bottega di Arrigo, il negozio aperto da poco di Arrigo Cipriani, qui in Calle Barcaroli, zona Frezaria a San Marco. Ebbene, che cos'è successo? Le due dipendenti sono state aggredite non solo verbalmente ma anche pesantemente fisicamente sabato pomeriggio, perché queste borseggiatrici, che erano 6, quindi non poche, non tolleravano più che le due commesse, tra cui anche la manager del negozio, avvisassero le loro clienti di stare attente, di prestare appunto la dovuta attenzione alle loro borse, di tenerle chiuse. Tutti i consigli che sappiamo e che vengono ormai ripetuti da anni, perché questa, dicevano, è una zona particolarmente frequentata da borseggiatori e borseggiatrici. Di conseguenza avvisavano le loro clienti. Queste borseggiatrici se ne sono accorte e hanno iniziato ad insultarle nei giorni precedenti, fino a sabato, che c'è stata appunto questa aggressione. Sono state prese abbottigliate, pestate con un ombrello, pugni, poi calci e ovviamente anche offese verbali, con insulti anche razziali nei confronti di queste due dipendenti. Erano settimane, ha dichiarato una, che sempre le stesse borseggiatrici passavano in calle, borseggiavano i turisti, noi le vedevamo sempre, quindi avvisavamo le nostre clienti. In vita mia non mi era mai capitata una cosa del genere, mai avrei pensato potesse succedermi, soprattutto sul posto di lavoro, motivo per cui hanno deciso di chiudere il negozio, scrivendo appunto chiuso per aggressione. Ieri era chiuso, oggi come vedete è chiuso, ma con tutta probabilità rimarrà così per tutta la settimana. Ovviamente si sono rivolte anche a un legale che sta esaminando la situazione e che agirà nei prossimi giorni, quindi noi sicuramente vi terremo informati. Qui da Venezia è tutto, io restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, in collegamento in diretta da Venezia con Sandro Ponchio alla parte tecnica. Ancora violenza a Mogliano Veneto, un 25enne moldavo è stato preso a sprangate in testa da 2 giovani nordafricani. Il sindaco parla di personaggi già noti ai carabinieri e chiede un intervento deciso dopo l'ennesima aggressione. I 2 soliti noti hanno colpito ancora, ahimè. I carabinieri stanno facendo un grandissimo lavoro, li stanno incastrando e ci saranno sicuramente delle conseguenze serie per questi 2 che, alterati ogni volta sotto effetto di sostanze stupefacenti, commettono queste violenze che sono assolutamente inaccettabili. Inseguito e colpito alla testa con una spranga. A Mogliano Veneto cresce la preoccupazione dopo l'ennesima aggressione. Sabato notte un 25enne moldavo, dopo un breve diverbio, è stato rincorso da 2 giovani, accerchiato e colpito alla testa con una sbarra di ferro. Gli aggressori sono poi fuggiti, lasciando il ragazzo ferito in strada. Ho sentito delle urla delle persone che appunto si stavano menando, e sono andati avanti per circa 5 minuti, fino a che poi non è arrivata una guardia della CDS. Allora i ragazzi sono scappati. L'ambulanza è arrivata circa dopo 20-25 minuti, i carabinieri circa dopo una quarantina, e da quel che si è capito
sembrerebbero essere sempre i soliti 2 ragazzi che stanno causando problemi. Un'escalation che segue quanto accaduto solo pochi giorni prima, quando 3 persone erano rimaste ferite in una serie di aggressioni tra la stazione e il centro. Lì hanno aggredito l'aiuto cuoco che è finito in ospedale. Qui seduto vicino a noi c'era un signore che è intervenuto a cui è stato picchiato e è finito in ospedale con la testa aperta. Abbiamo chiesto l'intervento di ambulanza, carabinieri. Questi ragazzi stavano scappando tirandoci dietro oggetti, dopodiché sono tornati con un'altra coppia, un ragazzo e una ragazza, e hanno aggredito anche i miei amici, hanno tirato un pugno in faccia alla mia amica e hanno picchiato poi il suo ragazzo che è intervenuto per difenderla. Il sindaco Davide Bortolato ha ricontattato la prefettura chiedendo la convocazione di un tavolo sulla sicurezza. L'obiettivo è ottenere un potenziamento delle forze dell'ordine sul territorio. Sarebbe bello avere una tenenza a Mogliano perché assicurerebbe maggior presenza di forze dell'ordine, specialmente nella zona della stazione. Ci sono stazioni che hanno meno utenti di Mogliano, qui nel Veneto, che hanno addirittura un presidio fisso della Polfer. Averlo anche a Mogliano sarebbe il massimo. È uscita dalla terapia intensiva la 32enne che la scorsa settimana è stata colpita al volto e al petto con un acido gettato da un ragazzo che attualmente è ricercato dai carabinieri. Siamo a Scorzè. La mamma ci ha raccontato che la figlia sostiene di non conoscere questa persona e che questo sia un motivo di ulteriore preoccupazione. Lei la prima cosa che mi ha detto: sono viva. Però adesso per bene non si rende conto ancora della gravità del fatto che c'è stato. È proprio, cerca di sdrammatizzare, perché anche ieri che l'ho vista le ho chiesto come stai, lei dice bene. Ho detto sai che stanno parlando di tele, tv, ho detto mamma mia per questa cosa, non capisce la gravità di quello che c'è stato. A parlare è la mamma della 32enne che la scorsa settimana è stata aggredita da un ragazzo che le ha lanciato addosso una bottiglietta contenente un liquido corrosivo a Peseggia di Scorzè. È ricoverata nel centro Grandi Ustionati di Padova, è uscita dalla terapia intensiva, è fuori pericolo, ma la ripresa sarà lunga. Sono ustioni di secondo grado, più profondi un po' meno. Comunque l'importante è che sia uscita dalla rianimazione e adesso è in reparto in questa terapia semi-intensiva dove la stanno curando al meglio. Non ha leso né occhio né naso, perché il naso è gonfio esternamente sì, e né cavità orali. Hanno fatto l'esame all'interno, non l'ha ingerito, per fortuna. Erano circa le 21:30 quando la ragazza è stata aggredita mentre andava a trovare i suoi genitori. Presa dall'auto che era parcheggiata qui fuori dal cancelletto, ha fatto il giro per entrare nel cancello e lì l'ha aggredita alle spalle questo ragazzo, sembrerebbe giovane, piccolino, magro, col cappello bianco. Lei ha farfugliato qualcosa che lei non ha capito, si è girata e l'attimo che si è girata lui gli ha versato addosso la bottiglia, che dopo l'ha abbandonata qui, che i carabinieri hanno già preso e portato via. Poi è stata colpita tutte le parti che aveva scoperte, dal viso, la tempia, la guancia, il naso, fin qui, e collo, e torace, un po' il seno e le braccia, soprattutto quella sinistra. In un primo momento la 32enne non ha capito cos'era accaduto, solo dopo qualche minuto ha iniziato a sentire il bruciore fortissimo e a urlare. Ci ha detto, credevo fosse uno anche che mi chiedesse una sigaretta, per dire. Le è piombato alle spalle, farfugliando qualcosa. Lei si è girata e l'attimo era a piedi, perché una signora che passava dopo l'ha visto scappare, non ha visto l'atto quando l'ha fatto in sé, però l'ha visto scappare a piedi. Anche la testimone è rimasta scioccata. Ho sentito un urlo all'improvviso, aiuto, aiuto, mi sono girata, ho visto un ragazzo che scappava. E poi è giunto un altro ragazzo con il cane, guardavamo questa ragazza che si agitava, che urlava brucia, brucia. Un gesto che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, su cui i carabinieri stanno indagando, ascoltando testimoni, scandagliando i filmati delle videocamere, soprattutto private, ricostruendo i movimenti della giovane che sostiene di non aver riconosciuto quella persona. Ci meravigliamo proprio per questo, perché non era una ragazza da dire scontrosa, che non ci diceva le cose. Lei, se qualcuno le chiedeva qualcosa, lei era sempre disponibile. Questo è una cosa che ci fa ancora più riflettere, perché non
Non capiamo, finché non sarà preso, se sarà preso un po' di paura c'è. Il sindaco però, soprattutto in virtù delle indagini in corso, invita alla prudenza, evitando di creare allarmismi. Non ci sono oggi elementi per creare un allarmismo pubblico e occorre avere rispetto per lei che sta vivendo un momento di grandissima difficoltà, per la famiglia che la sta sostenendo e poi anche rispetto per le indagini che arriveranno, secondo me, anche a un buon risultato. L'aggressore potrebbe avere le ore contate. E ci sono aggressioni, Torino a Venezia, prima abbiamo parlato di aggressioni da parte di borseggiatrici, ma si sono registrate nell'ultimo fine settimana aggressioni anche al personale della CTV, l'azienda del trasporto pubblico. Sono 2 i lavoratori finiti al pronto soccorso, una marinaia che è stata aggredita da un venditore abusivo e un controllore che è stato colpito alla testa da un giovane al quale aveva appena fatto una multa. Sono finiti entrambi al pronto soccorso, una marinaia insultata, rincorsa e colpita al naso dal venditore abusivo che aveva fermato mentre cercava di truffare 2 turisti e un controllore colpito alla testa da uno dei 5 ragazzi che aveva appena multato in vaporetto. In poche ore, tra sabato e domenica, la violenza e le aggressioni al personale ACTV a Venezia sono tornate un allarme. L'assessore comunale alle partecipate, Michele Zuin, ha annunciato che l'azienda si costituirà parte civile nei procedimenti a carico dei responsabili e di un rafforzamento dei controlli parla l'assessore alla sicurezza Francesca Zaccariotto. Il dibattito sul tema si riapre con forza anche tra i sindacati. Chi lavora per garantire i servizi essenziali e la mobilità nella città di Venezia è il primo baluardo della comunità. Colpire queste persone significa colpire la coesione sociale delle nostre città. Chi lavora fa un servizio essenziale e deve poterlo svolgere nel miglior modo possibile senza avere paura di dover andare al lavoro. Il segretario generale aggiunto della FIT CISL Veneto, Marino De Terlizzi, chiede un ulteriore sviluppo della videosorveglianza, iniziando a sperimentare in modo volontario le bodycam. La FIT CGIL di Venezia chiede che parte dei profitti di ACTV vengano riutilizzati, almeno in parte, per la sicurezza di lavoratori e cittadini. Il dibattito rimbalza anche in Consiglio regionale. La Dem Monica Sambo, vicepresidente della Commissione Lavoro, denuncia il clima di crescente tensione che il personale del servizio pubblico vive quotidianamente. In realtà oggi chi aggredisce il personale del trasporto pubblico va incontro a conseguenze molto più severe di prima. Laura Besio, consigliera regionale con delega speciale su Venezia, Laguna e Porto Marghera, ha presentato una proposta di modifica del codice penale che è poi diventata effettiva grazie a un emendamento del senatore Raffaele Speranzona al decreto legge sicurezza. Pene più severe, in alcuni casi arresto obbligatorio in flagranza e procedibilità d'ufficio. E inoltre questa tutela è estesa non solo nei confronti di chi opera a bordo dei mezzi, ma anche di chi opera per esempio nei pontili, nelle infrastrutture di servizio, piuttosto che nelle stazioni. Tutele che fino a pochi mesi fa non esistevano e questo è il dato importante. Ed è la dimostrazione anche che quando ci sono battaglie che nascono dal territorio, queste possono dare forma e gambe effettivamente a leggi capaci di dare una risposta. E sempre a Venezia ci sono stati momenti di paura ieri pomeriggio per un incendio scoppiato a bordo di un'imbarcazione nel litorale di Cavallino Treporti, a circa 4 miglia dalla costa. La tempestività dei soccorsi ha permesso di evitare il peggio. Prima lo scoppio di un'esplosione e poi una fitta e densa colonna di fumo, visibile anche a parecchi chilometri di distanza, attimi di terrore nel pomeriggio per un incendio che è improvvisamente divampato a bordo di uno yacht di circa 15 metri in navigazione al largo del litorale di Cavallino Treporti davanti alla spiaggia di Cabararin, a circa 4 miglia di distanza dalla costa. Il decisivo intervento del conducente di una piccola imbarcazione del diporto è riuscito a mettere in salvo i 2 occupanti a bordo e un cane, illesi prima che le fiamme prendessero il sopravvento. Paura anche perché a bordo c'era una bombola di gas, forse 2, che avrebbero innescato l'esplosione, ma tutto si è risolto fortunatamente per il meglio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, anche con i sommozzatori di Vicenza, personale della Capitaneria di Porto e Guardia Costiera di Venezia, del SUEM 118, ma tutto si è risolto per il meglio, senza feriti.
E parliamo invece di un incidente che ha avuto delle gravi conseguenze con 2 vite spezzate, uno schianto mortale che è avvenuto lungo la provinciale 57 a Fossalta di Piave. A perdere la vita un uomo e una donna che viaggiavano in moto, feriti ma non in modo grave 2 giovani originari di Spresiano a bordo dell'auto coinvolta. Il tonfo ci ha svegliati, abbiamo sentito la moto passare e poi tonf, un'inchiodata, siamo usciti e abbiamo visto quello che abbiamo visto. È stato un boato nel silenzio della notte a svegliare Christian. Intorno a mezzanotte, lungo la strada provinciale 57 in via Argine di Mezzo, a Fossalta di Piave, una moto e un'auto si sono scontrate frontalmente. L'impatto è stato violentissimo. I 2 centauri, Maurizio Re di 66 anni e Barbara Brighenti di 59, residenti nel Bresciano, sono stati sbalzati sull'asfalto, sono morti sul colpo. Quando Christian è uscito di casa ha capito subito che era successo qualcosa di gravissimo e ha chiamato subito i soccorsi. Quando ho sentito il tonfo sono uscito di casa e ho visto la macchina parcheggiata qui e la moto in fondo aggrovigliata dentro il guardrail e per terra c'erano i due centauri in mezzo alla strada. Inutile l'intervento dei sanitari arrivati sul posto anche con l'elisoccorso. Per i 2 non c'era già più nulla da fare. Conseguenze non gravi per i 2 occupanti dell'auto, 2 giovani originari di Spresiano, accompagnati in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di San Donà di Piave, l'auto era intenta a scendere dal cavalcavia in direzione Treviso, quando si è scontrata con la moto proveniente dal senso opposto. Resta ancora da chiarire cosa abbia provocato il violento impatto. Gli investigatori hanno sequestrato entrambi i mezzi e sono ora al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto, valutando anche la velocità con cui i veicoli stavano percorrendo quel tratto di strada dove troppo spesso i limiti non vengono rispettati. La gente comunque continua a sfrecciare. Abitando là basta niente e la macchina ci viene dentro in casa. Sulla parte alta del cavalcavia, nel momento in cui hanno la visibilità chi viene da una parte e dall'altra, si azzardano a fare i sorpassi. Noi che abitiamo qui, tutti quanti noi, nel momento in cui dobbiamo prendere, girare, svoltare, dobbiamo mettere la freccia su, diciamo, la parte alta in modo che tante volte ci sorpassano ugualmente. Quindi è una zona molto pericolosa. Inutile quindi il limite dei 50 km/h imposto dal sindaco su quell'arteria che continua ad essere luogo di violenti incidenti. La scorsa settimana, solo qualche chilometro prima, in un altro incidente stradale, 2 persone rimasero ferite. Per questo l'invito del sindaco alla massima prudenza. Le insidie e i pericoli ci sono sia in auto, tanto più chiaramente in moto, ma anche nell'uso della bicicletta. Noi come amministrazione stiamo lavorando con i ragazzi su questo fronte perché è importante che comincino ad essere responsabili e consapevoli già da piccoli di quelli che sono i pericoli della strada. Sono ricoverati in gravi condizioni all'ospedale San Bortolo di Vicenza 2 operai rimasti ustionati ad Altavilla Vicentina. I 2 uomini sono stati investiti da uno scoppio in un'officina della zona artigianale. Incidente sul lavoro ad Altavilla Vicentina. 2 operai sono rimasti ustionati gravemente a seguito dell'incendio avvenuto in una officina in via Lago Maggiore della zona artigianale. Lo scoppio, innescato da un contenitore di benzina, è avvenuto poco dopo le 11. I 2 uomini erano ancora coscienti all'arrivo dei sanitari del SUEM che hanno riscontrato parametri stabili nonostante la vastità delle ustioni. Entrambi sono stati ricoverati in codice rosso al San Bortolo. Per uno dei 2 le condizioni sono apparse critiche. La prognosi è riservata. Stroncato da un malore in canonica, forse dovuto al caldo, trovato esanime il sacerdote della parrocchia di Beolo a Conselve. Le luci accese di mattina, le finestre chiuse con le tapparelle, nessuna risposta al cellulare. L'allarme è scattato sabato mattina e poco dopo la tragica scoperta il corpo senza vita di Don Gianni Masina era nella camera da letto della canonica di Beolo a Conselve. Nella stanza c'erano 2 ventilatori accesi. Il sacerdote aveva 84 anni e è stato stroncato da un malore, forse provocato dal gran caldo. Il suo corpo esanime già da molte ore. I soccorritori arrivati sul posto hanno stabilito che era deceduto per cause naturali. Sono stati i parrocchiani a dare l'allarme notando l'anomalia delle luci accese in pieno giorno. Don Masina era molto conosciuto a Conselve, era stato parroco di Beolo e qui era rimasto e continuava a celebrare messe in supporto dell'arciprete di Conselve. È stato necessario l'intervento dei carabinieri per aprire la porta d'ingresso della canonica, chiusa dall'interno. Nella stanza dove si trova il corpo, 2 ventilatori accesi per fronteggiare le temperature torride di queste settimane. Il sacerdote qualche anno fa aveva fatto degli accertamenti
aggiornamenti che avevano evidenziato delle difficoltà cardiache e forse il caldo record di questi giorni ha peggiorato la situazione. Ed è una frana sulla strada regionale 48 delle Dolomiti ha determinato la chiusura al traffico in entrambe le direzioni. I vigili del fuoco di Belluno sono dovuti intervenire in comune di Cortina d'Ampezzo a seguito di un distacco che ha invaso la sede stradale, come vedete da queste immagini. Per fortuna né persone né veicoli sono stati coinvolti. La circolazione, come detto, è stata interdetta con blocchi attivi a monte e a valle del dissesto, dalla località Pocole, dalla cima del Passo Falzarego. La riapertura al traffico sarà possibile soltanto al termine della valutazione delle condizioni di sicurezza e stabilità del tratto interessato da parte dell'ente che è proprietario della strada. E continuano i servizi straordinari di controllo del territorio dei Carabinieri nel Bassanese. Controlli straordinari dei Carabinieri questo fine settimana a Bassano del Grappa. 4 giovanissimi, 3 diciottenni e un 22enne, sono stati sanzionati per ubriachezza. Si aggiravano per il centro storico in evidente stato di alterazione psicofisica. Nei confronti di uno di loro è stata inoltre contestata una violazione amministrativa per aver bestemmiato. Sempre nel weekend i Carabinieri di Bassano sono intervenuti a Romano de Zelino in via Alcide De Gasperi per un 82enne del posto uscito autonomamente di strada con l'auto. Dagli accertamenti è emerso un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti, pari a circa 0,9 grammi per litro. L'uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con patente ritirata e veicolo sottoposto a fermo amministrativo. È già il secondo caso in pochi giorni di automobilista ubriaco alla guida. Anche nella notte tra venerdì e sabato si era infatti verificato un incidente in Viale delle Fosse a Bassano. Il conducente, andato a sbattere contro il palo della luce, aveva un tasso superiore a 2 grammi per litro, 4 volte oltre al limite consentito. Anche per lui è scattato il ritiro della patente e la denuncia all'autorità giudiziaria. E ora parliamo del caldo che continua ad essere presente nelle nostre giornate. È stato un boom di accessi nel fine settimana ai pronto soccorso dell'ULSS 6 Eugania. Ecco i consigli dell'azienda sanitaria per proteggersi dal caldo. Il caldo intenso degli ultimi 10 giorni ha determinato un incremento degli accessi ai pronto soccorsi dell'ULSS 6 Eugania, con numerosi casi di disidratazione, sincopi e colpi di calore. Il pronto soccorso degli ospedali riuniti Padova Sud ha registrato nel fine settimana 16 accessi per disidratazione e presincope da calore, con un'età media dei pazienti di circa 82 anni. Oltre a 2 casi di ustioni di primo grado da esposizione solare in pazienti giovani. Al pronto soccorso di Cittadella gli accessi sono aumentati del 10% rispetto a un weekend ordinario. A Campo San Piero 2 casi da colpi di calore e 15 casi di sincope o presincope correlati alle alte temperature. Anche per questo l'ULSS 6 ha attivato il piano emergenza caldo, coinvolgendo molte realtà che lavorano sul territorio, dai medici di medicina generale ai distretti sanitari, per monitorare la salute dei cittadini, in special modo i più fragili. L'invito è a proteggersi, non esponendosi al sole nelle ore più calde, ricordandosi di bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno. Decisivo è bere 1,5 litri di acqua al giorno ed è importante anche ricordarlo alle persone che da sole non lo possono fare, o perché non lo ricordano o perché non lo sanno fare. Penso ancora ai bambini, agli anziani e alle persone con disabilità. Il caregiver è importante che si ricordi di somministrare loro l'acqua a periodi regolari, perché no, anche ricordandolo con una sveglia che suona periodicamente. L'alimentazione svolge un ruolo fondamentale in questo frangente e vanno preferiti cibi leggeri, frutta e verdura. I condizionatori sono uno degli strumenti più utilizzati per proteggersi dal gran caldo. Devono però avere i filtri puliti e non essere usati a temperature troppo basse. Chi di noi è abituato a usare il condizionamento deve mantenere una temperatura che oscilla tra i 25 e i 27 gradi centigradi e comunque non molto differente dalla temperatura esterna, per evitare sbalzi di temperatura nei cambi di ambiente. Il caldo intenso di questi giorni ha causato un altro blackout elettrico di diverse ore a Romano de Zelino.
La troppa richiesta di energia elettrica ha portato al surriscaldamento delle linee tra Romano Dezzelino e Fellette. Le interruzioni tra sabato e domenica hanno riguardato via Giardino, via Zaghi, via Manzoni e De Gasperi. Gli interventi dei tecnici e distribuzione hanno riguardato la linea interrata anche con modifiche temporanee alla viabilità. È emerso da subito che c'erano stati dei guasti importanti a dei giunti e di conseguenza sono stati effettuati 3 scavi in profondità lungo la provinciale che collega Romano a Fellette e gli operatori hanno lavorato tutta la giornata di domenica e fino alla notte tra domenica e lunedì per poter ripristinare questo importante danno. Inevitabili distacchi della fornitura, con famiglie rimaste senza aria condizionata nella notte torrida e aziende in difficoltà per l'entrata in funzione degli allarmi. La causa di tutto questo è riconducibile all'importante richiesta di energia elettrica dovuta all'importante ondata di calore di questi giorni e di conseguenza è un danno che poteva avere conseguenze molto più serie, ma grazie anche alla tempestività di E-Distribuzione con le sue squadre è stato sistemato e ha avuto esito positivo già nella giornata di domenica. Continua a fare molto caldo, dunque non occorre neanche sottolinearlo, ed è un caldo che può avere delle ripercussioni anche sulle nostre imprese. Noi ci colleghiamo adesso con Susegana, dove si trova Lucio Zanato, che è ai cancelli dell'Electrolux. Cosa succede, Lucio? Intanto buongiorno Filippo, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Noi siamo qui perché ci sono 2 notizie importanti. La più importante è che tra meno di mezz'ora comincia il secondo tavolo tecnico giù al Nimitor, cioè al Ministero delle Imprese del Made in Italy, proprio per parlare del futuro dell'Electrolux. E allora sono con Antonio Rinaldo dell'RSU FIOM CGL qui di Electrolux. La Morandini è giù. Forse non arriverà proprio alle 14. La mia collega e gli altri rappresentanti sono ostaggi della Frecciarossa poiché ci sono dei ritardi canonici ormai. Spero di arrivare, comunque aspetteranno perché anche gli altri sono nello stesso treno. Ecco, per cui tutti sullo stesso treno per non dire sulla stessa barca. Però il grosso problema è che si riparte in salita dopo il primo incontro, perché mi pare di capire che l'azienda non abbia intenzione di recedere sui licenziamenti. Ci auguriamo che si riparta in salita, l'azienda ha fatto uno stallo in questo momento, però si è impegnata a non procedere in maniera unilaterale con la chiusura dello stabilimento di Cerreto e con i licenziamenti che facevano parte del piano di riduzione del personale. In questo momento ci sono questi tavoli di trattativa tecnici, per poi l'ultimo giorno, il 21 luglio, ci sarà quello di chiusura finale. Quindi insomma sarà di una maratona, sostanzialmente ogni martedì vi ritroverete con l'azienda per cercare di trovare un punto di caduta. Però intanto si parte da 1700, oltre 1700 esuberi, di cui quanti qui a Susegana? In totale 1719 esuberi per l'esattezza, a Susegana 310 solo di operai, più la parte impiegatizia che non è stata ancora dettagliata nei vari stabilimenti. Comunque c'è anche una fetta di impiegati che rientrano nel pacchetto di esuberi presentato dall'azienda. Per voi quale potrebbe essere il punto di caduta? Noi c'è un punto prima di tutto di partenza, che è quello di ritirare il piano industriale, che loro chiamano industriale, che tutto ha fuorché un piano industriale, e di presentare chiaramente un vero e proprio piano di reindustrializzazione, poiché Electrolux dal territorio ha attinto tanto, parecchi soldi, ed ha una responsabilità sociale sia sul territorio sia sui lavoratori, quindi deve impegnarsi a mantenere comunque intanto gli accordi già presi, che già quelli non sono disattesi, e poi a presentare un qualcosa a lunga gittata, non che si fermi solo con gli ammortizzatori sociali, ma con qualcosa di definitivo a lungo termine. Perché però diciamo che l'Electrolux non è in crisi, cioè non è che questi esuberi siano determinati dal fatto che loro non riescono più a vendere i loro prodotti. L'Electrolux è in attivo del 2,8% e mira al 6%, chiaramente non ci si accontenta mai, però loro chiaramente dichiarano di avere problemi sul fattore energia, sull'approvvigionamento delle materie prime, su una tassazione sull'anidride carbonica, la classica CBAM, e quindi sul costo del lavoro. Quindi loro stanno spostando tutta la produzione nei paesi asiatici, dove il costo del lavoro è più bassa, la materia prima è più bassa, queste tasse sull'anidride carbonica non esistono, ma esistono solo in Europa, e quindi il nostro augurio è che anche il governo ci metta il suo e nell'intercedere in Europa a far sì che vengano messi strumenti tali che anche le imprese
imprese non debbano soffrire, soprattutto per quanto riguarda l'elettrodomestico in questo momento. Lei mi sta dicendo sostanzialmente che c'è una concorrenza sleale dall'altra parte, cioè verso l'est. È chiaro che è una concorrenza sleale, a partire dalle tasse appunto sulla CBAM che non esiste nell'est, hanno un costo dell'energia più basso, hanno un costo delle materie prime dell'acciaio molto più basso, interviene lo Stato anche a sovvenzionare le fabbriche, quindi chiaramente non c'è gara se tu lo guardi sotto questo aspetto, più il costo del lavoro dove non ci sono diritti chiaramente in questi paesi. Stiamo parlando di area cinese? Area cinese, nella fattispecie c'è stata una joint venture in America con il gruppo Midea, che è un colosso cinese tanto più grande dell'Electrolux, e la nostra paura è che venga anche in Europa se non in Italia, insomma. Senta, e poi c'è anche questo timore, diciamo così, degli automi con l'intelligenza artificiale, che pare che in Cina stiano già lavorando in alcune fabbriche proprio di lavatrici. In Cina c'è anche l'intelligenza artificiale, il nostro timore è che questa fa parte dell'industria 5.0, noi stiamo ancora sviluppando la 4.0, c'è da dire che dietro l'intelligenza artificiale c'è tutta una serie di sfruttamenti anche umani che non viene mai calcolato. Quindi dobbiamo cercare in tutte le maniere di preservare questo baluardo, per dire che ci può essere un lavoro ed il lavoro deve essere dignitoso. Assolutamente, l'Electrolux in Italia, soprattutto per quanto riguarda i frigoriferi, è l'ultimo polo europeo di elettrodomestici per quanto riguarda il settore freddo, quindi cerchiamo di tenerlo e non di lasciarlo andare altrove. Ecco, questo è il primo tema. Il secondo tema, Filippo, l'avevi accennato tu, è il tema della temperatura, perché voi ieri alle 5 avete detto fermiamoci perché con 36 gradi in alcune aree dello stabilimento non si può andare avanti. Spieghiamo intanto che temperatura era. Allora, erano 36 gradi con un grado di umidità abbastanza alto, e alcuni lavoratori ci hanno chiamato per sapere se era possibile scioperare, visto che comunque ci sono anche qui disattesi alcuni lavori impiantistici per quanto riguarda l'installazione di raffreddatori, rinfrescatori adiabatici dove non sono stati messi, e le temperature percepite poi da una persona che lavora a 34 secondi, cioè fa un frigo ogni 34 secondi, non è piacevole lavorare in queste condizioni. Ci hanno chiesto la possibilità di scioperare, alle 5 le abbiamo dato la possibilità, abbiamo aperto lo sciopero per le persone che volevano aderire, di conseguenza l'impianto a monte dell'area tecnologica si è fermato, portando la ricaduta del fermo produttivo anche della linea 5, dove è stata messa poi in libertà alle 20:45 se non ricordo male, però non retribuita. L'azienda ha mandato una comunicazione che veniva messa in libertà non retribuita, e anche questa mattina sono entrati un'ora dopo, sempre un'ora non retribuita. Noi ci stiamo muovendo anche da un punto di vista legale per capire se è lecita questa azione, con tutte le azioni che poi prenderemo in questi giorni. Ecco, senta, però spieghiamo ai nostri telespettatori perché 36 gradi in catena di montaggio significa molto più caldo. Perché si lavora a ritmo vincolato, appunto come dicevo prima, si fa un frigo ogni 34 secondi, ogni mezzo minuto. Ogni mezzo minuto facciamo un frigorifero, con i 36 gradi, l'umidità anche abbastanza alta, quella percepita poi dall'essere umano è anche più alta, e il paradosso è che chi ci viene a dire che non fa caldo è proprio chi sta negli uffici a godere dell'aria condizionata. Ecco, e poi diciamo che oggi si è replicato come temperatura, perché sono arrivate le foto dei termometri. Sì, mi è appena arrivata neanche 10 minuti fa la fotografia del termometro del reparto Imballi, dove segna appunto 36 gradi in salita. Ci auguriamo insomma che venga fatto qualcosa, altrimenti spingeremo in questa direzione. Ecco Filippo, tieni presente il paradosso di tutta questa situazione, perché noi siamo nello stabilimento di Susegana, che è uno stabilimento, il punto diciamo italiano di Electrolux per quanto riguarda il freddo, quindi per la produzione di frigoriferi di alta gamma, quindi è veramente un paradosso sapere che si muore di caldo dove si costruiscono i frigoriferi top per quanto riguarda il freddo, e con questo paradosso ti restituisco la linea. Grazie Lucio Zanato. Noi continuiamo a parlare di caldo record che mette a dura prova anche i bambini che devono frequentare gli asili, e naturalmente anche il personale che ci lavora. A Selvazzano Dentro, ad esempio in provincia di Padova, cresce la preoccupazione per la situazione di un nido e di una scuola dell'infanzia. Climatizzatore che non va, quindi i bambini sono molto sudati, sono affaticati a causa del caldo che non si riesce a sopperire con i deumidificatori e i ventilatori messi all'interno, e oltre al disagio della situazione è
problema anche di salute. Caldo record che non dà tregua ai bambini di nidi e scuole dell'infanzia aperte in queste settimane a pieno regime per i centri estivi, ma che si trovano a fronteggiare ondate di calore che rendono le aule bollenti. La preoccupazione di questa mamma insieme a tanti genitori del centro dell'infanzia L'Aquilone di Selvazzano, che negli ultimi anni, a riproporsi delle alte temperature estive, segnalano la situazione di disagio climatico dovuto ad un impianto di raffreddamento non adeguato. Il comune ad aprile aveva stanziato 30.000 euro per porre rimedio a questa situazione complessa dovuti a limiti strutturali dell'impiantistica. Di fronte al caldo eccezionale, purtroppo anche questo edificio, L'Aquilone, che ha una progettazione abbastanza recente, ha dimostrato tutti i suoi limiti e l'impianto di deumidificazione non è sufficiente a rinfrescare. Quindi abbiamo fatto una prima parte di lavori nei mesi scorsi per portare a regime al massimo delle potenzialità le macchine che abbiamo sopra il tetto. Questo però non è sufficiente, quindi dovremo fare dei lavori, immagino, ad agosto, quando la scuola non ha più i bambini, perché sono lavori pesanti che non possiamo fare con i bambini ancora a scuola. Nel frattempo abbiamo provveduto con delle macchine, dei condizionatori portatili, a rinfrescare gli ambienti. Attualmente nel centro dell'infanzia è installata esclusivamente un'unità deumidificante non in grado di raffreddare sufficientemente i locali con le temperature crescenti di questi giorni, come racconta anche una nonna che va a prendere il nipotino. Lui è sudatissimo e io di più, perché solo per mettergli i sandalini si suda, cioè proprio da morire dentro. I lavori da fare sono impegnativi e dovrebbero svolgersi ad agosto con la scuola chiusa. Già in passato abbiamo segnalato con nessuna risoluzione, speriamo che sia l'anno buono questo, che così i bambini anche da settembre, immaginiamo che a settembre ci sia ancora caldo, stiano meglio, e soprattutto l'anno prossimo, che nel momento in cui inizi il caldo non ci siano ancora una volta le problematiche e che si parta dall'inizio. Anche in un altro nido di Selvazzano la situazione è difficile, le temperature si abbassano a fatica nelle aule. Le scuole devono essere adeguate per far fronte ad ondate di calore che non sono più eccezionali e i sindaci devono essere aiutati, dice il primo cittadino di Selvazzano, che sottoporrà la questione ad ANCI Veneto. Dobbiamo porre la questione alla Regione e allo Stato, al Ministero, perché da una parte le famiglie affidano i bambini alle scuole, ai comuni, alle scuole anche statali sempre di più per un'esigenza anche di attività estive, perché le famiglie e i genitori lavorano e quindi non hanno altri luoghi dove collocare i figli, giustamente. Dall'altra le temperature stanno diventando sempre più ordinariamente caldissime e quindi non è più un fatto eccezionale, e noi abbiamo edifici che hanno 70, 80 anni, 40 anni sulle spalle, pensati, costruiti con tecnologie e con materiali che molto spesso, come si vede, segnano tutti i loro limiti. E con questo caldo intenso c'è chi cerca refrigerio anche con un tuffo nelle acque del Piave. Dopo le ultime tragedie, la provincia di Treviso ha rilanciato la campagna di sensibilizzazione per ricordare che fare il bagno nel fiume è vietato e soprattutto estremamente pericoloso. 2 vittime nel giro di poche settimane nel nostro fiume Piave. Ricordo che la balneazione nei nostri fiumi è vietata con una legge che risale al 2008. Dopo le ultime tragedie nelle acque del Piave, la provincia di Treviso rilancia la campagna di sensibilizzazione per ricordare che fare il bagno nel fiume è vietato e soprattutto estremamente pericoloso. Il caldo spinge sempre più persone a cercare refrigerio lungo il Piave, ma il fiume continua a nascondere insidie spesso sottovalutate. Dopo i recenti incidenti mortali, la provincia di Treviso rilancia la campagna informativa in italiano e in inglese per ricordare che la balneazione è vietata e per spiegare i pericoli presenti nelle acque del fiume. Provincia di Treviso che già l'anno scorso aveva fornito tutti i comuni rivieraschi di un kit informativo in duplice lingue, in italiano e in inglese. Oltre a questo abbiamo lanciato già da questo fine settimana una campagna social che già ha avuto più di 20.000 visualizzazioni e tante condivisioni, e pertanto chiediamo a tutti di poter fare da cassa di risonanza e di rilanciare la campagna informativa. Correnti improvvise, fondali irregolari, ostacoli sommersi, acqua molto fredda e massi scivolosi sono solo alcuni dei rischi che possono trasformare un bagno in tragedia. Pertanto invito tutti i cittadini a non recarsi lungo i fiumi, perché oltre a essere vietata la balneazione è pericolosa, si rischia la vita. Ci fermiamo per un istante, ci rivediamo tra pochissimo.
Bentrovati nuovamente con Focus TG, sempre in diretta su Rete Veneta. Adesso parliamo di furti di abitazione che non si fermano neanche col caldo, in particolare di un raid di furti a casoni di Mussolente in provincia di Vicenza. In un caso un residente si è trovato il ladro in camera da letto. Mi sono accorto che delle luci che viaggiavano di fronte qua al corridoio, la prima, poi la seconda sono venuti nella porta della camera e hanno girato la luce del cellulare e hanno preso il portafoglio e ho cominciato a gridare e là sono fuggiti. È ancora molto scosso Carlo Orso, che la notte tra sabato e domenica scorsi si è trovato un ladro in camera da letto mentre dormiva con la moglie. Quella di Orso è solo una delle abitazioni prese di mira dei malviventi in una notte che si può definire da incubo per i residenti di via Generale Giardino a Casoni di Mussolente, tra colpi riusciti e tentati nel giro di poche ore. Complici il buio totale e la temperatura elevata di questi giorni, che fa sì che la gente non chiuda del tutto le finestre, i malviventi hanno avuto gioco facile. In questo caso sono riusciti a introdursi in casa da una finestra al piano terra. La finestra è questa? Questa è la finestra, hanno messo 2 pezzi di moglietta del stand di biancheria, una qua e una di qua perché non venga giù. Hanno preso i secchi che c'erano dentro di indumenti sporchi, li hanno messi qua fuori, preso la sedia e sono saliti e entrati. E lei se li è trovati in camera? Io me lo sono trovato in camera. Avevano portato fuori le borse che c'erano nell'attaccapanni della moglie e messe là per terra, hanno tirato fuori e non hanno trovato niente e purtroppo sono venuti su. Quanta paura ha avuto? Abbastanza. Ho chiamato la polizia, è venuta su qua dopo 10 minuti, quarto d'ora è arrivata e poi ha fatto il giro, è stata qua fino alle 3, 3 e mezza. Quando alle 3 e mezza è tornata indietro, mi ha portato indietro il portafoglio con tutti che avevano ritrovato qua a 500 metri più avanti. Dei soldi, fortunatamente solo 40 euro, non c'era più traccia, ma almeno i documenti e le carte bancarie sono state recuperate. Almeno 3 le persone che hanno agito, da quello che si può capire visionando le immagini registrate dalle telecamere della videosorveglianza di alcune abitazioni della via dove sono passati i malviventi. Cosa servirebbe di più? Di più? I controlli passano qua perché li vedo spesso i vigili, i carabinieri passare, sì. Ma c'è poco da fare. Quando si sospende le luci della strada loro entrano in azione e basta. Intanto le immagini saranno fondamentali per le indagini avviate dalle forze dell'ordine. Ora ci spostiamo a Mestre, dove la banda del Rolex, la cosiddetta banda del Rolex, ha colpito ancora. Sono entrati in un negozio di orologi in Riviera 20 settembre, erano pronti a sradicare la cassaforte. Con l'auto in retromarcia usata come ariete hanno distrutto la vetrina del negozio di orologi di lusso Made for Time in Riviera 20 settembre a Mestre. Non è stato portato via nulla perché il negozio è in fase di restauro, quindi all'interno non c'era la merce. I malviventi però non se n'erano accorti ed erano pronti a sradicare la cassaforte, come già accaduto alla vicina orologeria di Via Poerio, svaligiata per centinaia di migliaia di euro lo scorso ottobre. Ho sporto denuncia, sono accorse le volanti di polizia, ha spiegato il titolare. Hanno colpito a vuoto in maniera violenta, continua, non hanno nulla da perdere. Chi lavora in zona però ha notato un miglioramento a livello di sicurezza. In questo periodo è migliorata in maniera esponenziale, non ci sono nessun atto di delinquenza, spacciatori sono spariti. Ci stiamo impegnando affinché la zona diventi una zona come era considerata una volta il salotto di Mestre. Abbiamo avuto un bellissimo rapporto col comune, col comune che ci ha aiutato inviando parecchi vigili, parecchie forze dell'ordine, e la criminalità è praticamente sparita. È una zona vivibile, molto bella da passeggiare. E adesso parliamo di una storia che vi abbiamo già raccontato nei nostri telegiornali. Ci torniamo alla storia di Franco Pietrobon di Fonte, con casa e attività sequestrata dalla Guardia di Finanza. Continua a vivere in automobile con il figlio. Oramai è un mese, la sua abitazione intanto è stata dichiarata inagibile. Sono ancora fuori. Nel 2022 ho chiesto la residenza. Ho chiesto di entrare nella residenza e i vigili sono usciti, hanno controllato e mi hanno dato la residenza. Adesso dicono che la casa è inagibile. Non so cosa devo fare.
È più di un mese che il 76enne Franco Pietrobon e il figlio vivono in auto. Il 25 maggio la Guardia di Finanza ha posto sotto sequestro l'area in cui sorgono la sua casa e la sua azienda, un'attività di import ed export di parti di autoveicoli in via Castellana a Onea di Fonte. Da quel momento padre e figlio vivono in macchina parcheggiata a bordo strada in condizioni precarie, di certo non adatti alla salute di un uomo della sua età e rese ancora più difficili dal caldo estremo di questo periodo. A distanza di quasi 5 settimane il Comune ha dichiarato inagibile la sua abitazione. L'amministrazione ha messo a disposizione un alloggio provvisorio, ma né Franco né il figlio intendono trasferirsi. Il loro desiderio è uno solo: tornare a casa. Fino ad allora, dicono, continueranno a farle da guardiani. L'avvocato dopo il sequestro aveva chiesto il dissequestro della casa perché la casa non è sequestrata. E loro hanno risposto con l'ordinanza che è inagibile. Qui apriamo il conto solamente a chi parla italiano. Questa frase sarebbe stata pronunciata in uno sportello bancario della zona di Valdobbiadene, in provincia di Treviso. A denunciarlo un cittadino italiano originario del Brasile, Rodrigo Ghisleri. Approfondimenti sono in corso da parte dei carabinieri. Lei ha detto che con queste parole, né? Qua in questi banca só apre conto per chi parla italiano. Una sola frase che però su Rodrigo e la moglie Camila pesa come un macigno. A pronunciarla, stando al loro racconto, l'addetta di uno sportello bancario della zona di Valdobbiadene. L'episodio venerdì, quando i coniugi con la figlioletta di 5 anni si presentano alla filiale. La donna deve aprire un conto corrente per accreditare lo stipendio, una richiesta semplice ma che viene rimbalzata in malo modo. Come un preconceito mesmo. Tipo, sabe come che posso dire? Cambiato la forma di attendimento, come se una xenofobica che non piace un straniero. Eppure Rodrigo Ghisleri, 40 anni, è cittadino italiano come lo erano i suoi nonni prima di tentare l'avventura nel sud del Brasile. Mostra la carta d'identità e il passaporto italiani. Rodrigo racconta di avere già un conto in quella banca da quando è arrivato a Valdobbiadene qualche anno fa per lavorare come OS in casa di riposo. Qui lo ha seguito la moglie Camila, sposata 16 anni or sono, giunta a San Pietro di Barbozza da circa un mese con un contratto di lavoro già in mano, sempre come operatrice in RSA. Tutto questo però sembra non bastare. Quello allo sportello è un vero e proprio niet. Non sapevo che fare adesso, quella ora, sabe quando tu si senti a volontà di lasciare tutto e ritornare a Brasile. All'umiliazione segue però la volontà di farsi valere. Scattano diverse segnalazioni anche ai carabinieri di Valdobbiadene, che sentiranno Rodrigo nelle prossime ore. L'ombra è quella di una discriminazione, peraltro nei confronti di una donna sposata con cittadino italiano, un cortocircuito. Non è facile, io non ho mai passato per questa situazione, né qua, né in Brasile, né nessun posto che sono andato. Per la mia moglie discriminazione totale. In provincia di Treviso partirà una campagna di informazione e sensibilizzazione sulla violenza di genere con adesivi e cartoline che presto saranno visibili in tanti locali pubblici. L'ultima indagine Istat ci dice che sono circa 6.400.000 le donne in Italia che hanno subito una violenza nel corso della loro vita, quindi di fatto parliamo di una donna su 3. Parte da questo dato la campagna Siamo, promossa dal Comune di Treviso. E non si tratterà di un ciclo di incontri nelle scuole o tra adulti, ma ben più pratici, incisivi, adesivi e cartoline che saranno presenti nei luoghi più privati di spazi pubblici, come negozi, uffici, ma anche palazzi di giustizia e ospedali. Saranno posizionati nei bagni delle donne e nei bagni degli uomini, affinché questo abbiamo pensato che è uno spazio privilegiato, sicuro, privato, dove ognuno si può rispecchiare con quello che sa di essere. 3 gli adesivi al femminile, il primo e l'ultimo dedicato all'osservazione esterna, troveranno spazio sulle porte e sulle mura dei bagni, mentre quello più incisivo, sulla propria consapevolezza, verrà applicato sugli specchi dei bagni. Proprio perché il supporto dello specchio è significativo, cioè rispecchiarsi nelle proprie emozioni.
e trovare la forza di chiedere aiuto prima che sia troppo tardi. Ma il progetto prevede adesivi anche per i bagni maschili, in questo caso per riaccendere una consapevolezza. Ma perché avete scelto proprio la frase "non ti riconosci più"? Questa frase è significativa perché molti uomini che hanno intrapreso i percorsi presso i CUAV, quindi i centri per uomini autori di violenza, dichiarano che le emozioni negative hanno preso il sopravvento. Quindi rabbia e frustrazione hanno preso il sopravvento e sono stati poi canalizzati in azioni aggressive e violente. Slogan per riaccendere consapevolezza accanto a numeri per chiedere aiuto. Al femminile c'è il 1522 che è il numero nazionale anti-violenza e anti-stalking, attivo 24/24, gratuito e anonimo. Al maschile c'è appunto il numero del CUAV provinciale, in modo tale che anche per gli uomini ci sia la possibilità di un percorso professionale guidato. E ora passiamo alla politica. Roberto Vannacci ha scelto Vicenza per lanciare il progetto di futuro nazionale e guarda già alle prossime elezioni amministrative. Davanti a circa 400 sostenitori, il generale annuncia l'obiettivo: presentare un candidato sindaco nel 2028. E grazie per dedicare questa giornata a Mario Roggero, la cui vicenda è stata ricordata poco prima e che rappresenta un caso emblematico di quello che è la giustizia in Italia, di come viene interpretata a causa di alcune leggi che non tutelano le persone oneste, in questo caso, non tutelano chi si alza la mattina per andare a lavorare, chi produce ricchezza, ma sembrano invece tutelare i criminali. Leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, dal palco del Teatro Comunale di Vicenza, davanti a oltre 400 persone, parla di sicurezza e spiega che Vicenza potrebbe essere uno dei laboratori politici del nuovo movimento. Sul palco anche l'ex parlamentare Alberto Filippi, organizzatore dell'incontro, e il giornalista Giuseppe Cruciani, oltre al consigliere regionale Gioe Formaggio. Vannacci ha annunciato l'intenzione di presentare una lista civica a un proprio candidato sindaco alle elezioni comunali di Vicenza del 2028. Ma l'emergenza sicurezza è stata il perno del suo ragionamento. Tant'è vero che proprio nel capitolo della legittima difesa noi estendavamo in questa proposta ai luoghi viciniori, il domicilio o il luogo di abituale lavoro, la possibilità che una persona potesse difendersi senza che fosse considerato colpevole, proprio prendendo in considerazione quello che è successo a Roggero. E lo so, abbiamo scaturito un sacco di critiche, ma come? State legalizzando l'omicidio, state legalizzando la vendetta, ma non è così. Non è assolutamente così, e non ve lo dice un giurista. Io non voglio fare il giurista, e non è vero che c'è bisogno di un giurista per modificare le leggi. Sicuramente c'è bisogno del tecnico, ma come politico vi dico che invece c'è bisogno di un politico che porti avanti un principio, ovvero che se tu mi vieni ad aggredire, io ho il sacrosanto diritto di difendermi in tutti i modi possibili. È stata una giornata bollente sul fronte politico, quella che ha visto a Vicenza Roberto Vannacci al Teatro Comunale. Fuori si sono svolte delle contestazioni, ci sono anche state scritte che hanno imbrattato i muri del Teatro Comunale. Sentiamo il commento del sindaco di Vicenza Possamai, che ha ribadito tutte le idee vanno portate sul confronto democratico. La cosa più importante che va sottolineata è che tutte le manifestazioni ieri sono state di carattere pacifico. Vannacci è quanto di più distante esista dal nostro pensiero, dalla nostra proposta politica, amministrativa. Se penso alle cose che ha detto ad esempio sulle persone con disabilità, dicendo che ci vorrebbero delle classi separate rispetto alle altre studentesse e studenti, ma anche alle cose razziste, xenofobe, misogine che ha detto in varie occasioni. Ma in democrazia, nel confronto democratico, le idee devono essere battute con le idee. Mi viene in mente una cosa detta da Vittorio Foa dopo la seconda guerra mondiale, che rivolgendosi a un missino disse: se aveste vinto voi sarei in prigione, invece siamo qui insieme e ciascuno può esprimersi liberamente. Ecco, da questo punto di vista tutte le idee, anche quelle più lontane, più antidemocratiche, vanno sconfitte all'interno del confronto politico. Quindi le scritte non servono a nulla, certo non indeboliscono il pensiero di Vannacci, anzi rischiano di dargli
inutilmente risalto, tutto va portato sul fronte del confronto democratico. E dopo Vicenza, Roberto Vannacci è atteso a Spresiano, per quello che riguarda naturalmente la sua attività in Veneto, per una cena con degli imprenditori. Ma Vannacci non sostiene le nostre azioni su imprese e famiglia, ha attaccato il senatore meloniano Luca De Carlo, che comunque sembra non escludere in futuro possibili alleanze. Vannacci in questo momento non sostiene un governo che ha fatto politiche per le famiglie, per le imprese, per le aziende e per gli italiani. Dopodiché ognuno trarrà le sue valutazioni, immagino, e come conosco gli imprenditori, che siano molto più pragmatici di chi pensa che loro si fermino ad uno slogan. Parla di imprenditori il meloniano Luca De Carlo, presidente della Commissione Industria al Senato, perché è proprio agli imprenditori che Roberto Vannacci si rivolgerà giovedì sera a Spresiano, dopo il fine settimana che ha visto protagonista il generale non senza tensioni e polemiche a Vicenza. Se nel capoluogo berico si è parlato per lo più di sicurezza, nella Marca al centro ci sarà l'impresa. Gli imprenditori sono sicuro che gli chiederanno perché il generale non sostiene, o meglio non vota di fiducia a questo governo, che significa voler mandare a casa questo governo, che è il governo che sostanzialmente ha creato in poco più di 3 anni 1.200.000 posti di lavoro, per la maggior parte a tempo indeterminato, che ha portato l'occupazione al record. Resta il fatto che la variabile Vannacci pende come una spada di Damocle sul centrodestra, se Salvini sembra al momento chiudere ad un'eventuale alleanza più possibilista il partito della Premier. In questo momento, De Carlo, Vannacci è più un vostro avversario o un possibile alleato? Guardi, in questo momento... In vista delle politiche chiaramente del 2027. Guardi, Vannacci in questo momento ha entrambe le cose. In prospettiva chi vivrà vedrà, questo non lo sappiamo. Intanto la tappa di Spresiano con il generale che sarà salutato anche dal sindaco Marco Della Pietra, che ha lasciato Fratelli d'Italia poche settimane fa e che fino a oggi ha sempre smentito la volontà di aderire a Futuro Nazionale. Coincidenza fatale, la definisce De Carlo. È stato un addio che ha deluso me per le modalità e anche per il rapporto umano, ma ripeto, io so scindere benissimo le questioni. Quindi Marco Della Pietra ha fatto una scelta, l'ha fatta in un momento particolare e evidentemente i suoi interessi non collimavano con quelli del partito e quindi se n'è andato. Ci vediamo per un istante e ci rivediamo tra pochissimo. Bentrovati nuovamente in diretta con Focus TG. È una corsa contro il tempo per migliaia di imprese venete. Entro la fine del mese dovranno versare all'erario 3,5 miliardi di euro. Una scadenza pesantissima che si inserisce in un quadro di forte evasione fiscale che continua a pesare sui conti pubblici. L'analisi della CGIA di Mestre. È una scadenza che pesa come poche altre, quella del 30 giugno per il sistema produttivo veneto. Le imprese dovranno versare circa 3,5 miliardi di euro tra IRES, IRAP e IRPEF, un esborso che arriva in una fase già segnata da difficoltà per molte realtà economiche. Non è escluso che una parte dei contribuenti scelga di posticipare il pagamento al 30 luglio, come previsto dalla normativa, pur con un aggravio dello 0,4% sull'importo dovuto. Un segnale di come giugno si confermi ogni anno uno dei mesi più complessi sul fronte fiscale, come sottolinea anche l'ufficio studi della CGIA di Mestre. Intanto resta alto anche il nodo dell'evasione. Secondo le stime del Ministero dell'Economia, in Veneto il mancato gettito supera gli 8 miliardi di euro l'anno, all'interno di un fenomeno che a livello nazionale supera i 100 miliardi. Una cifra importante, anche se la propensione della nostra regione, ovvero l'incidenza del mancato gettito su quello incassato, è tra le più basse del paese. Negli ultimi anni però il recupero da parte del fisco è cresciuto fino a raggiungere livelli record, grazie soprattutto all'incrocio delle banche dati e alla digitalizzazione dei controlli. Tuttavia, grazie alle nuove tecnologie digitali oggi disponibili, è possibile colpire la vera evasione, quella che sottrae all'erario decine e decine di miliardi di euro all'anno e che, come ha più volte denunciato sia l'Agenzia delle Entrate sia la Guardia di Finanza, fa capo a soggetti e società fiscalmente infedeli che realizzano frodi IVA, utilizzano indebitamente crediti fiscali e occultano patrimoni e attività finanziarie trasferendoli all'estero.
A Treviso è stato presentato un nuovo software che fornirà risposte ad enti e imprese utilizzando gran parte delle intelligenze artificiali attive sul web. Un'opportunità che si tradurrà, è stato detto, in un miglior servizio ai cittadini e nel caso delle aziende sanitarie anche ai pazienti. Noi andiamo a interrogare più intelligenze artificiali e più volte, andiamo a creare migliaia se non decine di migliaia di conversazioni alla volta. L'obiettivo è quello di vedere che cosa sanno queste intelligenze artificiali. Si sta sviluppando a Treviso la nuova frontiera delle intelligenze artificiali. Declinazione al plurale perché l'idea è di utilizzare più piattaforme per la stessa richiesta. Abbiamo sviluppato questo metodo che è l'unico sul mercato e parte dalla ricerca con le persone in carne ed ossa che vengono qui nei nostri laboratori e analizziamo il loro comportamento davanti a queste nuove piattaforme basate su intelligenza artificiale. Dopodiché da questa esperienza che abbiamo fatto, che faremo con questi utenti, prenderemo le loro domande, parti delle loro conversazioni e le daremo in pasto tramite il software che abbiamo sviluppato a diverse intelligenze artificiali per vedere le loro risposte. Perché per un fatto ogni intelligenza artificiale ha la sua risposta. Interpellate più intelligenze artificiali per avere una risposta il più possibile veritiera. Sì, esatto. Infatti le intelligenze artificiali hanno questo grande cervello elettronico che non è uguale l'uno con l'altro e ovviamente ogni intelligenza artificiale può avere delle sfumature diverse, e non solo sfumature, ma anche dare un'interpretazione di un brand, di un servizio completamente diverso l'uno dall'altro. Risposte che cambiano anche se richieste più volte allo stesso interlocutore virtuale. L'obiettivo è quello di verificare come le intelligenze artificiali, le diverse intelligenze artificiali, perché ce ne sono molte sul mercato, interpretano le aziende, interpretano i loro prodotti e che tipo di risposte danno agli utenti finali. Che possono essere clienti nel caso di imprese private, ma anche di cittadini e pazienti se enti pubblici oppure le USL. Abbiamo anche l'US2 col quale collaboriamo da tantissimi anni. Abbiamo loro che sicuramente avranno cura, avranno interesse soprattutto di questi aspetti del cittadino, come sceglie il cittadino soprattutto in un momento in cui appunto le esperienze nella sanità a volte diventano un po' critiche. Le risposte che daranno a un certo punto questi strumenti che sono appunto gli LLM, quindi tutte le intelligenze artificiali, miglioreranno la loro qualità, la loro precisione, proprio perché andranno a pescare anche dai commenti e dalle recensioni che fanno i cittadini quando scrivono, quando vivono un'esperienza all'interno di un ospedale piuttosto che all'interno di un'azienda privata, e quindi la qualità sarà sempre migliore. E a proposito di sanità, partono i lavori di demolizione del vecchio ospedale di Asiago. Al via la demolizione del vecchio ospedale di Asiago, ormai inutilizzato dal 2020, anno in cui è entrata in funzione la nuova struttura. I lavori dureranno circa 240 giorni per un investimento complessivo di 1.700.000 euro e trasformeranno l'area in uno spazio verde. Il cantiere non avrà ripercussioni sulle attività rivolte ai pazienti, l'accesso all'ospedale sarà sempre garantito e i percorsi pedonali e carrabili sono stati riorganizzati e indicati appositamente per evitare interferenze. Per ridurre al minimo l'impatto dell'intervento, la demolizione dell'edificio di circa 40.000 metri cubi sarà effettuata con pinze idrauliche e sistemi innovativi di acqua nebulizzata per abbattere le polveri che verranno continuamente monitorate. Anche l'inquinamento acustico sarà contenuto grazie all'impiego di macchinari silenziati e barriere fonoassorbenti. In un secondo momento verrà poi realizzato un percorso coperto di collegamento tra il nuovo ospedale e i locali dell'ex pronto soccorso, un ulteriore tassello di un più ampio piano di riqualificazione che ha già visto la ristrutturazione dell'attuale pronto soccorso e la ricollocazione di attività ambulatoriali e del centro di salute mentale in spazi rinnovati. E sul piano Mar, che cambierà il volto di una parte di Bassano del Grappa, l'assessore Zonta replica l'ex sindaco Poletto. Il confronto con RFI e all'epilogo dopo 20 anni la costruzione della nuova strada non è più una chimera.
Le fideiussioni saranno depositate dal privato tra l'adozione e l'approvazione in giunta. L'ingegnere Andrea Zonta, assessore all'urbanistica, replica all'ex sindaco Riccardo Poletto sulla realizzazione del cosiddetto piano MAR, di cui si discute da 20 anni e che dovrebbe cambiare volto a una parte della città di Bassano. I tempi ultimamente abbiamo pressato molto il privato, ci sono anche però dei tempi tecnici, tra i quali l'approvazione della strada che va lungo la sede ferroviaria, che ha bisogno di un'autorizzazione da parte di RFI. La prima versione, che è ancora quella del 2013, non era corretta perché andava ad interferire con gli assi di rispetto della ferrovia. L'abbiamo spostata, il progettista ci ha lavorato, abbiamo fatto degli incontri anche noi come amministrazione assieme al progettista e siamo arrivati finalmente a una soluzione che dovrebbe essere approvata nel giro del mese di luglio. Uno dei problemi è sempre stato il confronto con RFI per la costruzione di una importante nuova strada. I incontri con RFI sono avvenuti un primo a febbraio e un secondo ai primi di maggio. Perciò la questione adesso sta andando in maniera spedita. Sì, adesso sta andando in maniera spedita e soprattutto in maniera che eviti, ecco, quello che abbiamo fatto, ma non è una questione di timidezza, è una questione che bisogna essere accorti, perché quando ci sono di mezzo gli avvocati poi non si sa mai come va a finire. Abbiamo preferito la linea per trovare un accordo che che vada senza dover ricorrere ad altri mezzi della magistratura che poi avrebbero portato i tempi a una lunghezza indefinita. Noi stiamo chiedendo tutto quello che ci deve al privato, ma con una linea, se volete, non di scontro, ma di confronto. Dall'adozione del 2013 sono passati ormai 13 anni, più di qualche amministrazione. Questa sta giungendo a un risultato e credo che questo è l'obiettivo che ci stiamo ponendo. Ma queste fideiussioni da 4 milioni vedono un comune timido nel confronto con i privati? Vi direi di no, soprattutto in questi ultimi anni. E un altro progetto per combattere il caldo, anche quello che si sta portando avanti a San Donà di Piave, dove si punta sulla depavimentazione, vale a dire più verde e meno asfalto, per una città che resista al cambiamento climatico. Fenomeni di caldo intenso e con giornate torride non sono più un'emergenza ambientale nelle nostre città, ma sono una realtà quotidiana che ci troviamo a dover affrontare da qui ai prossimi anni. Approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale di San Donà di Piave la mozione presentata dall'opposizione sulla depavimentazione e la naturalizzazione cittadina. Questo significa ridurre le superfici asfaltate e aumentare gli spazi verdi per migliorare la qualità dell'ambiente urbano. Mappare tutte quelle che sono le aree cementificate in eccesso e rimuovere progressivamente superfici che sono dure e calde per lasciare la terra respirare, e successivamente inoltre sarà possibile pianificare, riqualificare o progettare delle aree e degli spazi pubblici che siano pensate innanzitutto con superfici drenanti che possano dare ombra alla popolazione, rispondendo anche a quello che potrà essere un successivo piano del fresco. Uno degli interventi più significativi è già previsto nella zona industriale di via Kennedy. Il piano prevede la riqualificazione della viabilità con la realizzazione di isole verdi, una pista ciclopedonale, postazioni per la ricarica di veicoli elettrici, nuovi parcheggi per persone con disabilità e un miglioramento dell'illuminazione pubblica. Una strategia che, sottolinea il consigliere, non richiede necessariamente grandi investimenti economici, ma può essere attuata progressivamente attraverso interventi mirati e sostenibili nel tempo, con l'obiettivo di costruire una città più verde, resiliente e capace di affrontare le sfide ambientali dei prossimi anni. Ultimo aggiornamento sul meteo, perché questo pomeriggio e stasera sul Veneto si verificheranno condizioni di instabilità con possibili rovesci e temporali sulle zone montane e su quelle pedemontane, possibili ma più locali sulla pianura, specie occidentale. Sarà contenuta la possibilità di fenomeni localmente intensi. Mercoledì poi i temporali interesseranno maggiormente anche la pianura, specie dal pomeriggio, con probabilità media di fenomeni intensi.
Con questo per ora da Focus TG è tutto. Vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione di Rete Veneta questa sera a partire dalle 18:50 con il telegiornale di Bassano del Grappa, quindi il telegiornale di Vicenza, e poi stasera dalle 21:15, le 9:15 circa, con il talk show Focus. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.